Secondo dato importante, la percentuale di positivi sui tamponi che si fanno. Perché voi capite che 3.000, se li fai su 35.000 tamponi al 10%, se li fai su 70.000 tamponi hai il 5% di positivi. Infatti, se noi andiamo a vedere in base ai nostri dati, cioè percentuale di positivi sui tamponi fatti, noi siamo in questo momento al 6,93%. Quindi non abbiamo un'incidenza alta. Peraltro è stato fatto anche uno studio, sapete che abbiamo fatto i tamponi, diciamo, a tappeto in quelli di Castelcucco perché lo consideravamo un'area a rischio perché c'è un vero cluster, un focolaio. È venuto fuori che il 3,55% della popolazione è positiva. Questo è un dato tipico di un cluster. Adesso noi annunciamo che stiamo lavorando da un mese e mezzo a questo, con l'Università di Padova, ovviamente seguiti dal Servizio di Dipartimento Prevenzione della Regione del Veneto su nostra volontà, abbiamo chiesto di attivare uno studio su una popolazione indistinta. Cioè capire alla fin fine, perché noi parliamo sempre di percentuale di positivi su dei tamponi che non vanno a testare una popolazione uniforme indistinta, ma testano una popolazione che in teoria ha avuto un contatto con un positivo, perché questo è il contact tracing. Tra l'altro ricordo che noi fra l'altro abbiamo 72.000 persone positive perché facciamo un contact tracing molto aggressivo. Quindi non è che possiamo dire che il 6,93% dei veneti è positivo, ma possiamo dire che il 6,93% dei tamponi che facciamo ai potenziali cittadini che si sono esposti all'infezione è positivo. Adesso vogliamo capire la popolazione, che è quella casuale, no? Che è quella di chi passa per strada, dello studente, della cassiera in un supermercato, del pensionato, del lavoratore. Ecco, una popolazione che ha una sua stratificazione e una sua uniformità da un punto di vista statistico. Ovviamente sarà un campione scelto scientificamente. Che percentuale avrà di positività al suo interno? Allora, se vediamo i dati di Bolzano, che è l'unica realtà, perché è piccola, che è riuscita a fare dei tamponi, sono arrivati allo 0,8-0,9% di positività. Questi sono dati che vi volevo ricordare perché per noi è fondamentale che anche la comunicazione vada in questa direzione. Dopodiché il virus c'è, gli ospedali sono pieni, abbiamo raggiunto dati importanti, ve ne dico uno solo, abbiamo 572 terapie intensive occupate in Veneto, tra Covid e non Covid. Cioè la somma dei pazienti Covid e non Covid è 572, che sono esattamente 50 terapie intensive in più rispetto a marzo. Ciò vuol dire che quando a marzo avevamo raggiunto il massimo, noi abbiamo superato i 50 e allora uno può dire, ah madonna, era un disastro. No, a marzo avevamo lockdown, quindi non avevamo tutti i politraumatizzati, gli incidenti stradali, gli incidenti sul lavoro e tutte queste storie. Oggi ce li abbiamo. E anche se permettete alcune anche altre patologie che inevitabilmente stando a casa magari avevano eventi scatenanti meno importanti. Quindi oggi abbiamo delle 572, esattamente sono 50 terapie intensive occupate in più rispetto a marzo. Vi dico anche che il nostro potenziale, ve lo confermo, è di 1.000 terapie intensive. E anche qui, siccome c'è sempre il venticello di qualcuno che pensa che ci siano i magheggi, siccome in Veneto noi siamo gente seria, io ho l'obbligo di difendere il lavoro di chi ha lavorato, che è solo lavoro di tecnici. Qualora qualcuno volesse vedere anche dove sono dislocate una ad una, perdonatemi se lo dico, approfitto della vostra collaborazione. Se qualcuno lo volesse vedere, abbiamo un dossier e dite, boh, ospedale, che so, me ne invento uno senza a caso, Cafoncello di Treviso, così nessuno... Dove sono? Avete anche georeferenziato il letto, vi è chiaro? Con le planimetrie. Tanto per dire a che livello abbiamo fatto noi la programmazione. Piuttosto che il San Bortolo di Vicenza o il Sant'Orso o le altre terapie. Cioè, noi le abbiamo fatto con le planimetrie. Quindi noi abbiamo in questo momento 5,72 su 1.000. Poi possiamo anche dirvi
ma poi il fattore personale peserà tantissimo, che potremo anche ampliare ancora di più perché abbiamo modo di ampliare, però il vero tema è che poi il fattore limitante diventa il personale. Continuiamo anche qui, se volete avere dati, magari l'assessore Lanzarin ve li procura, avere anche un quadro, potremmo farlo, delle assunzioni e di quanti bandi e quante, tutte le settimane noi facciamo manifestazioni di interesse e giriamo poi alle ULS tramite l'azienda zero. Per cui insomma una macchina che si è messa in moto bene e dà insomma dato ottimi risultati fino ad ora. Ovvio bisogna seguire, i cittadini dico che devono collaborare, anche questo fine settimana ci sono arrivate delle foto, se da un lato la stragrande maggioranza dei veneti si comporta assolutamente in maniera ineccepibile, c'è sempre però qualcuno che magari pensa che il virus non esista e quindi qualche piccolo assembramento insomma c'è stato, non ai livelli delle luminarie che abbiamo visto tutti sul video inaugurate nel video che gira su WhatsApp, però insomma, non in Veneto, però insomma direi che ci vuole anche coscienza del fatto che il virus esiste. Ultima roba e poi passo a voi le domande, ma poi veramente nel ringraziare l'assessore Bottacin per il grande lavoro che ha fatto questi 2 giorni e ovviamente tutta la squadra della protezione civile, i volontari, i vigili, le forze di polizia, i cittadini che sono messi a disposizione. Io vi dico che la tragedia che abbiamo vissuto in queste ore non è una tragedia da poco. Non sto qua a dirvi delle 2 frane di Zoldo, di Misurina della strada chiusa, di Torre di Quartesolo, dei 15 evacuati, della casa di riposo di Puos dal Pago con i 75-76 pazienti anziani non autosufficienti, Cordignano allagata, il Basso Piave, Asiago. Poi ne parlerà l'assessore Bottacin. A me interessa dirvi un paio di robe. Intanto che c'è stata più acqua del 2010. Cioè, registratelo bene questo dato, per favore. 2010 586 millimetri, ieri 6,24. Per dare lo scenario, se non avessimo fatto le opere che noi abbiamo fatto, lo dico perché stamattina mi sveglio anche presto, purtroppo non dormo neanche, quindi non posso neanche dire che mi sveglio. Cioè, leggere a volte degli articoli nei quali c'è la celebrazione della cassa di Caldogno che ha funzionato, invasa 3 milioni di metri cubi d'acqua, e Vicenza non va sotto acqua, piuttosto che Trissino, piuttosto che tutte le opere fatte in montagna o altro, e non vedere neanche una riga sulla regione. Scusate se ve lo dico, ma non sto facendo la critica a qualcuno di voi, lo sto dicendo in generale, anche nello scrivere tutti, no? Cioè, sapete perché? Ma non perché vogliamo essere ringraziati, abbiamo fatto il nostro dovere, ma io non posso non ricordare le battaglie con i comitati, gli espropri, i casini che abbiamo avuto, le segnalazioni alle autorità giudiziarie. Vicenza non è andata sotto acqua perché hanno funzionato le opere che noi abbiamo realizzato. Era da 80 anni che non si realizzavano più opere. Lo dico perché è il rispetto del lavoro di tutti quelli che hanno lavorato. Lasciate perdere Zaia, Bottacin e chi c'è stato prima. Pensate solo a tutti i tecnici che abbiamo stimolato, tutti i lavoratori, le imprese. Guarda, è stata un'opera ciclopica. Adesso stiamo ampliando con 150 milioni di euro Montebello, che è un bacino che è stato realizzato quasi un centinaio d'anni fa. E stiamo anche lì per concludere Viale Diaz, per parlare di Vicenza. E poi ancora Muson dei Sassi, Pra dei Gai, la Colomberetta a Monteforte d'Alpone. Guardate che noi di opere ne abbiamo fatte veramente tante. Noi abbiamo anche pubblicato i video ieri delle opere che sono entrate in funzione. Dette in soldoni, se non c'erano quelle opere, città come Vicenza andavano sotto acqua ieri. E anche altri, molti altri paesi. Vi ricordo che il 2010 con, se volessimo anche fare la differenza, esattamente con 46 millimetri di acqua in meno, perché da 5,86 a 6,20, 6,24, con una quarantina di millimetri in meno, nel 2010 sono andate sotto acqua 235 comuni, che hanno visto allagate 10.040 famiglie o imprese. Noi abbiamo avuto, anzi io come commissario ho avuto 10.040 pratiche.
Quindi non è stata una risposta straordinaria, di più. Guardate che veramente è stato atroce vedere tutta quell'acqua. Io sinceramente quando l'assessore mi mandava i dati, dicevo, Madonna, ma che piove più del 2010. Le opere hanno funzionato, quindi è la dimostrazione che le opere salvano la vita alle persone, tutelano il dissesto idrogeologico e fanno economia, ma non solo perché sono dei cantieri che vengono pagati, perché nel 2010 noi 235 comuni li abbiamo paralizzati, era stata colpita, se ve lo ricordate, no? Tutta la zona, il cuore produttivo del Veneto, il Vicentino, il Padovano e poi un po' tutto il Veneto. Quindi veramente bisogna, stiamo parlando di recovery fund, no? Pensate cosa voglia dire a questo punto investire nel dissesto. Dopodiché, ragazzi, lo dico ai commentatori, no? Insomma, la patente di premio Nobel non si nega più a nessuno perché cioè, tu puoi andare su Facebook e scrivere H senza H non c'è nessun problema, tanto te che la laurea d'ufficio. Però il vero tema qual è? Che la natura comunque millimetricamente H24 tenta di riappropriarsi costantemente del suo territorio. Cioè l'opera è un'opera contro il corso della natura, quindi non possiamo pensare di essere invincibili. Il dissesto idrogeologico continuerà ad esserci, le frane continueranno ad esserci, noi possiamo solo fare in modo che l'impatto sia sempre minore rispetto a quello che naturalmente ci sarebbe. Del resto, ragazzi, se abbiamo le montagne più belle del mondo o i colli più belli del mondo, è perché sono letteralmente scolpiti dal dissesto idrogeologico. Brutto da dire, ma è così. Quindi noi oggi, con la forza dell'uomo, che è infinitesimale rispetto alla forza della natura, cerchiamo, come si può, di incanalare un po' questa energia della natura e fare in modo che faccia il minor danno possibile. Ma un po' di sfogo glielo dobbiamo lasciare. Faccio appello, e dopo prima di passare alla domanda citerei che intervenisse l'assessore Bottaccini. Faccio appello a tutti i cittadini, per favore non andate a intracciare il traffico in montagna perché siamo nei casini. Non escludo anche di fare un'ordinanza, adesso la stanno anche abbozzando, ma prima ho chiesto che si facciano dei sopralluoghi. Ieri ringrazio le forze di polizia che hanno rispedito a valle dall'autostrada tutti coloro che arrivavano. Purtroppo abbiamo molte strade chiuse, la Val Zoldana non si raggiunge se non via Staulanza, giusto? Ecco, i mezzi di soccorso passano anche per Cibiana, però abbiamo delle frane che sono ciclopiche. Non servono a fare storie su Instagram, è solo una rotta di palle se venite lì, non serve. Fate dall'altra parte le storie di Instagram, lì non ci serve, cioè il turismo del macabro non ci serve. Abbiamo bisogno che i nostri operatori lavorino in sicurezza, probabilmente si utilizzeranno anche cariche dinamite per far saltare massi che sono grandi, più grandi di questa stanza, e quindi non possiamo stare lì a pensare a gente che arriva perché ha da fare capire quanto grande che sia a Croda o quanto fango c'è o perché non ha mai visto un buco sull'asfalto. Questa è la montagna e devo anche dire che l'assessore, qua lo dico io così mi assumo la responsabilità, può anche vantarsi di aver fatto delle opere da presidente della provincia che poi hanno reso anche il risultato di queste ore. Questo è poco ma sicuro, insomma quella stagione ci ha pagato anche su quel fronte. Basta, veramente io faccio appello adesso al di là di tutta questa introduzione, faccio appello ai cittadini e al buon cuore dei cittadini di non intasarsi le strade di montagna. Andateci solo se avete estrema necessità lavorativa, spostamenti per motivi di salute, o andare a far visita a persone che hanno bisogno del vostro aiuto, ma evitiamo di andare a far giri per vedere, andiamo a vedere quanto fango c'è sulla strada che porta a Zoldo, piuttosto che andiamo a Gosaldo a vedere la camionetta dei vigili volontari in mezzo al Paltano, sta robe qua, ecco. Cioè, adesso abbiamo bisogno veramente di far lavorare con tranquillità i nostri uomini e donne, in modo tale che si ripuliscano velocemente le strade e si riescano a aprire in sicurezza. Passo la parola a Bottaccini e poi le domande. Prego. Ah, te la so anche qua. A me dite qua, così vi dà uno spaccato anche di tutta la storia.
Allora, magari partiamo dalle previsioni, che forse è la cosa che interessa di più i cittadini. L'evento piovoso con ieri sera ha esaurito la fase culminante, quindi ci sono state alcune ore di tregua, ci sono alcune ore di tregua, poi pioverà anche nei prossimi giorni fino a mercoledì sera, giovedì notte, però con un'intensità molto minore rispetto a quanto accaduto in queste ore. Questo per quanto riguarda la pioggia, il che non vuol dire, qui dietro vedete l'immagine che è abbastanza impattante, il rosso è dove ha piovuto di più e poi si va verso il giallo dove ha piovuto di meno, quindi vedete che insomma tutta la parte alta del Veneto è stata investita parecchio. Poi magari vediamo le tabelle con i dati precisi località per località delle precipitazioni che ci sono state. Sarebbe molto utile, in effetti. Sì, sì, ma le abbiamo già, se vuoi farla vedere, ma tanto non si vede perché è distante. Ok, situazione. Allora, dal punto di vista idraulico, le piene dei fiumi nei basso corso stanno transitando, sono transitate in queste ore, le aree golenali sono state interessate, non dovrebbero esserci particolari problemi neanche sui corsi d'acqua che arrivano da altre regioni, quindi l'Adige piuttosto che Livenza e il Tagliamento. Valanghe, abbiamo rischio elevato valanghe nella parte alta della provincia di Belluno. Questo a causa del fatto che prima c'è stata molta neve, poi si è alzata parecchio la temperatura, avete visto c'erano 15-16 gradi alle 8 di sera, l'altra sera, una cosa molto, molto anomala per essere in dicembre. E poi dopo ieri si è riabbassata la temperatura e ha cominciato a nevicare ancora in maniera importante in montagna, quindi questo ha innalzato parecchio il rischio valanghe. Ecco anche l'appello del Presidente di evitare spostamenti laddove non serve o di raggiungere località turistiche, perché c'è un rischio valanghe rilevante ancora per le prossime ore. Stessa cosa per gli smottamenti, abbiamo avuto una serie di smottamenti più importanti nel senso che hanno ostruito la direttrice, la strada provinciale 251, che è la principale viabilità di accesso al comune di Val di Zoldo, ma ne abbiamo anche altri in giro un po' per tutta la provincia di Belluno, provincia di Vicenza e anche qualcosa provincia di Treviso, però sono minori rispetto a quello della Val di Zoldo, che è quello che ci preoccupa di più. Abbiamo anche ostruzioni di strade dovute a neve, caduta alberi che stiamo ripristinando e la frana di Perarolo si è messa in movimento con una velocità tale da valutare l'evacuazione di alcune persone. Oggi sarà valutato questo aspetto. Ovviamente monitoraggio a vista per questa frana. Rotolon non è ancora in questo momento in stato di allarme, anche se è monitorata, stessa cosa per la frana del Tessina. Misurina, stiamo riaprendo la viabilità perché abbiamo avuto problemi, però entro mezzogiorno e mezzo l'una, quindi a breve dovrebbe essere riaperta. Aggiornamento su Torri di Quartesolo, dove c'è stato un allagamento ieri pomeriggio dovuto a un rafilamento, lo chiamo così, a seguito dell'erosione di un argine di un corso d'acqua, un piccolo corso d'acqua gestito dai consorzi di bonifica, che ha fatto tornare indietro la portata del Tesina e investito un quartiere abbastanza importante di Torri di Quartesolo. Stanno operando per sistemare la falla da un lato e ovviamente per asciugare quanto possibile. Lì ci sono stati 15 evacuati che sono stati alloggiati in strutture alberghiere. Poi abbiamo avuto problemi in Alpago, sapete la casa di riposo di POS è stata un'operazione abbastanza complessa, devo ringraziare la ULS che ha garantito, su N118 in particolare, che ha garantito la tempestività, ha fatto arrivare ben 32 ambulanze nel giro di poco più di un'ora, erano tutte sul posto, quindi credo che la macchina abbia funzionato bene. Il Presidente ha sottolineato l'aspetto delle opere. Siccome ogni tanto viene fuori, lo dico anch'io, ogni tanto viene fuori, ma bisogna fare dei piani. Il piano è qua, è questo. Ormai è consunto questo, il famoso piano che ha fatto la regione, no? Sì, abbiamo già investito più di 1 miliardo di euro di soldi dei cittadini, giusto che lo sappiano, che hanno avuto efficacia, perché con i numeri che avete sentito di precipitazioni hanno avuto efficacia, e forse non viene percepito dal cittadino, no? Perché il cittadino è un po' come il terremoto, no? Lo stesso terremoto, se avviene
in un posto dove le case sono costruite bene fa pochi danni. Se avviene dove le case sono costruite male, crollano tutte le case e fanno i morti. Noi siamo portati a vedere gli effetti del terremoto, no? Le case crollate, il numero di morti, ok? E qui è sostanzialmente la stessa cosa, no? Vediamo, non per fortuna, vediamo gli effetti del 66, dove ci furono in Veneto oltre 100 morti, non vediamo per fortuna gli effetti del 2010, dove c'era mezzo Veneto allagato, ma ha piovuto di più sia del 2010 che del 66, perché nel 66 ci sono state 615 mm di pioggia in Cansiglio e ieri 624, adesso abbiamo fatto gli ultimi aggiornamenti, siamo quasi a 640, quindi ha piovuto di più. L'unico evento registrato in Veneto dove ha piovuto di più è stata Vaia, quindi voi capite che oggi accadono eventi che sono accaduti anche in passato, ma con ripercussioni gravi, perché a chi capita di avere la casa allagata è grave, però è assolutamente molto meno impattanti rispetto a una volta. Ripeto, nel 66 ci sono stati oltre 100 morti in Veneto e aveva piovuto meno. Questi sono i dati, quindi ritenevo giusto anche per spiegare al cittadino come si sta operando e come vengono spesi i loro soldi, perché poi dopo è anche corretta una questione di trasparenza. Spesso noi facciamo opere che non si vedono, cioè sistemare un argine non è come fare una piazza nuova dove lo vedi o una strada nuova, però poi ne vedi gli effetti quando non vedi gli effetti, scusate il gioco di parole, nel senso che se poi non si allagano le città come accadeva in passato è dovuto anche a queste opere qua. Non è, io prima ho detto per fortuna, però insomma aiutati che il cielo ti aiuta, no? Si diceva, ecco. Dopo l'assessore per le domande, io perché ho anche una videoconferenza. Se avete domande sulla sanità, no, solo una roba volevo dirvi, questo piano è stata una fatica di Ercole, nel senso che vi ricordo che siamo partiti che avevamo ancora tutti i piedi nelle acque e nel fango. È stata fatta questa commissione, è stato costruito questo progetto che tutti consideravano utopia e pian piano, giorno dopo giorno, l'abbiamo realizzato. Tanto è vero che iniziai io come commissario, oltre ad aver indennizzato tutti i danni del 2010, poi si è fatta anche con una grande collaborazione con i sindaci, non posso non ricordare il grande lavoro dei sindaci. E poi opere, ma le opere qui, se volete vediamo una copia di questo piano, ce le avete scritte con l'importo, qual è lo stato di attuazione, cioè avete solo tabelle con opere. Facciamo una copia. No, vedo le coordinate, tutto pubblicato sul nostro sito, molto agevole anche da vedere anche visivamente. Allora, ci tenevo a dire questo, per noi, per un amministratore è soddisfazione, no? Vedere che ha piovuto di più e c'è stato, vedere per la prima volta, per ieri è stata una giornata storica, Caldogno, la nuova opera, che era da anni che era lì che aspettava riempirsi, cioè dice, questa acqua qua arriva tutta al Ponte degli Angeli a Vicenza, questa è la verità. Quindi grazie. Guardate, i danni sono tanti, perché poi la domanda che tutti mi fanno i danni, più di qualche centinaio di milioni di euro, adesso io non ve lo so quantificare, nel 2010 abbiamo avuto ovviamente una devastazione, abbiamo avuto più di 1 miliardo di euro di danni. Io penso che questa volta qualche centinaio di milioni di euro di danni ci sia, insomma se dovessi fare un calcolo così spannometrico che abbiamo visto stamattina con l'assessore, qui siamo già verso 500 miliardi di euro di danni. Ho già dichiarato lo stato di crisi, non ci sono tutti i comuni nel primo lotto, ma sapete che noi dichiariamo lo stato di crisi aperto, cioè vuol dire che Torri di Quartesolo, che è entrato ieri nella crisi, verrà aggiunto, perché noi come metodo apriamo subito lo stato di crisi alla prima difficoltà, in modo tale che poi si aggiungono gli altri comuni. Se avete domande, ragazzi, per la sanità, e poi l'assessore è a disposizione per... Io per ora ho Tosato, Giacomuzzo, Pette no. Le avversità. Siamo noi le avversità? No, l'assessore a disposizione per le avversità. No, sì. Buongiorno Sono Presidente. anche un po' geloso, vedi sei più famoso del Mico Crozza. Buongiorno Presidente. Mettiti qua un giorno che ci invertiamo. Facciamo vedere... evitiamo. No, invece una cosa proprio sul Covid, perché lei ci ha detto giustamente che il dato importante a fini epidemiologici è il rapporto tra i tamponi eseguiti e i positivi scovati. Tuttavia,
i numeri assoluti sono numeri molto preoccupanti. Addirittura leggevo ieri una statistica che riguardava l'incidenza nelle città capoluogo. Nelle prime 10 città capoluogo noi ne abbiamo 5, 6, a volte, insomma, ho come l'impressione che, però può essere un'impressione magari così estemporanea, che il sistema ospedaliero funzioni benissimo, che il tracciamento funzioni, che la profilassi attraverso i tamponi funzioni, ma non si riesce però forse a bloccare il virus come si sperava di fare, cioè il contagio mi pare non siamo riusciti ad imbrigliarlo, o sbaglio? No, guarda, la lettura è un po', come si dice, ha più sfaccettature. Da un lato è che se più aumentiamo il distanziamento sociale, cioè per assurdo, se fossimo a marzo con lockdown, ovvio che i dati precipiterebbero, perché non c'è contatto o si riduce al minimo tra le persone. Se da un lato pesa anche magari il comportamento maldestro di qualcuno, ma la quasi la totalità dei venti si comporta bene, dall'altro c'è il paradosso del contact tracing, cioè ci premiano perché arriviamo all'85% di contact tracing, ma tradotto in parole povere significa perché siamo bravi a trovare positivi. Cioè capisci che è come andare a pescare con una rete. Se tu ci vai col guadino, no? Con la retina, quella che si danno da bambini per andare a trovare le conchiglie, e prendi un pesciolino, non prendi niente, dici in questo mare non c'è pesce. Poi arriva quello con la barca, con la rete chilometrica a strascico e tira su tonni, tira su sarde, tira su di tutto. Allora nel mare c'è pesce o non ce n'è? Dipende che rete usi. Il contact tracing è la quantità di rete. Più ne fai, più ne trovi. Cioè, sinceramente io non dico ai miei di rallentare sul contact tracing perché sennò abbiamo troppi positivi. E allora qual è il vero ragionamento? E per questo ben venga questo ragionamento che ci poni. Proprio per avere un dato puro bisogna fare un sondaggio sulla popolazione, che non deve essere quello del contact tracing. Perché quello del contact tracing è quello che lavora assieme al positivo, che vive col positivo, che va a letto col positivo, che è parente del positivo, che frequenta il positivo, che va in palestra col positivo. Ma questa non è una popolazione rappresentativa. Allora, se vogliamo sapere quanta infezione c'è in Veneto, bisogna dar corso a questo progetto che abbiamo messo in piedi, che peraltro a me risulta che siamo l'unica regione che lo sta facendo, scientificamente con l'università. Cioè non stiamo facendo dei tamponi. Cioè, il professor Baldo, che è docente di igiene, che si occupa di queste cose, tamponi, piani di sanità pubblica, eccetera, che ringrazio, ovviamente a lui abbiamo chiesto, per il tramite della dottoressa Russo, di farsi questo studio. Allora a quel punto diremo, guardate, l'incidenza nella popolazione è tot, e a quel punto potremo dire siamo più infetti o meno infetti. Oggi leggere i dati che abbiamo spesso sono dati dettati da virtuosità, questo lo dobbiamo dire, ma ce lo riconoscono tutti questo. Qualcosa su questo studio, cioè ad esempio il campione... Ma il campione sarà un campione che verrà costruito a tavolino, nel senso che si decideranno delle popolazioni target, che non saranno, per dire, saranno molto eterogenee, perché rappresenteranno trasversalmente le fasce, tutte le fasce di età e tutte le classi sociali o lavorative, insomma, mettetela come volete. Ovvio che non è che possiamo andare a pensare che la popolazione target sia un ospedale o sia una RSA, perché capite che sono luoghi a rischio. Ci sarà una popolazione target, magari anche un medico, un infermiere, però alla fine nella costruzione del campione, come si dice in statistica, il campione dovrà essere rappresentativo. È come se noi per assurdo ci mettessimo qui fuori sul marciapiede e dicessimo bene, da qui a mezz'ora fermiamo tutti e tampone a tutti, a prescindere da censo, razza, facciamo tampone a tutti. Quella potrebbe essere un campione, però anche lì la statistica ci insegna cosa? Tu hai fatto mezz'ora, potrebbe essere mezz'ora dell'apertura, della chiusura della scuola, quindi hai beccato tanti studenti. Capite che non è una roba da poco sta roba. E quindi ci siamo affidati all'università che insomma ha la preparazione per farlo. Ma vedrete che viene fuori un bel lavoro, lo facciamo anche velocemente perché poi non servono miliardi di tamponi. Ma penso in un paio di settimane si fa questa roba. No,
No, però abbiamo già deliberato, abbiamo già fatto tutto. La delibera è già stata approvata 2 settimane fa, insomma, una settimana fa mi sembra. Che poi posso dire, potrebbe essere, se voi pensate, proprio da un punto di vista statistico, il famoso campione rappresentativo, quello che anche si definisce benchmarking in statistica, dovrebbe essere fatto d'ufficio da tutti noi, no? Perché quindi è sempre un test di controllo, perché se tu hai l'1% di infezione nella tua popolazione e hai un 1 e 2 è una roba, se hai un 10 un'altra, nel campione invece dei contact tracing. E quindi devi sempre controllare. Se poi il tuo campione rappresentativo da 1 passa a 1,5, 2, vuol dire che l'infezione sta crescendo nella tua popolazione. E magari nel contact tracing tu trovi sempre lo stesso dato piatto, perché magari statisticamente il contact tracing ti porta sempre a trovare quella corte diciamo, di incoabitazione sociale dei positivi. Quindi il campione rappresentativo è fondamentale e trovo strano che non si sia imposto nella sanità pubblica. Ecco, un'altra cosa, lei ci aveva promesso un raffronto sulla mortalità, Sì, ce l'ho, che credo però potrebbe guarda essere... oggi... Guarda, No, per carità, siccome è questione così, insomma, che potrebbe chiarire tanti interrogativi e tanti dubbi. Parole e parole. Ce l'ho qua, però oggi mi sembra che avete già tanta roba, siccome ce l'ho solo io non l'ho trovata da nessuna parte. Quindi adesso appena ci sarà un minimo di spazio, se no... Cioè, siccome è un bel tema... Giacomuzzo e poi Pettenò. Altri? No. Bene. Buongiorno. Buongiorno. Mi aggancio alle domande che faceva il collega Tosato per chiederle in particolare come allora bisogna interpretare il fatto che la Regione Veneto sabato e domenica ha avuto un numero maggiore di contagi addirittura della Lombardia. È un dato che fa magari più impressione Cioè, io non so e quanti vanno ridimensionati. bisogna che rapportarlo al numero di tamponi e alla popolazione. Cioè, mi spiego. È un dato che è banalissimo, però mi rendo conto che detto così magari uno dice. Cioè, faccio un esempio. Se io faccio 100 tamponi e trovo 10 contagiati, vuol dire che ho il 10% di contagiati, giusto? Se io faccio 100.000 tamponi e trovo 1.000 contagiati, ho l'1%, no, sì, l'1% di positivi. Quindi uno dice, cavoli, ha 1.000 contagiati contro 10 dell'altra realtà. Però... Lo stesso metodo è stato fatto anche in Lombardia e presumo lo stesso. No, ma cioè, io non so quanti tamponi ha fatto la Lombardia. Cioè... Scusate, che in Lombardia e in Veneto, che la Lombardia è stata superata dal Veneto per 2 giorni. Ma questo, per esempio... Ma il numero assoluto mi devo sapere su quanti tamponi. La Lombardia è rimasta 2 settimane area rossa e quindi magari anche... Ti ripeto, io non ho prima considerato, se voi mi dite quanti tamponi ha fatto la Lombardia nello stesso giorno, ti dico se è buono o cattivo il dato. Perché se noi l'abbiamo superato, magari abbiamo fatto il doppio di tamponi della Lombardia, capisci che magari abbiamo un'incidenza di positivi che è minore. Ma sai, questo dato è un dato che ho chiesto anch'io, ma non della Lombardia in generale, perché non potete raffrontare i positivi per numeri assoluti, raffrontateli per percentuali. Noi abbiamo il 6,93% di positivi sui tamponati, su tutti e 2 i tamponi ovviamente, molecolare ed è rapido. Pettenò. Cioè, il numero assoluto, Cristina, lascia il tempo che trova, perché se non sai su che base è stato fatto. Prego. Presidente, rimanendo su questo studio, lo studio deve ancora partire. Il campione, se lei già lo sa, di quante persone dovrebbe essere e coinvolgerà tutto il Veneto o alcune realtà Sì. specifiche? Assolutamente sì, penso che verrà coinvolto tutto il Veneto, anche perché nel costruire il campione penso che sia fondamentale anche il tema delle aree geografiche, no? Cioè tu devi pescare proprio in maniera casuale, poi
e non te lo so dire, immagino sono 500, un migliaio di persone o anche di più, non so quante. Non te lo so dire, questo è un progetto che fa il professor Baldo. Appena sarà pronto verrà qui e ve lo presenterà. Perciò poi ci saranno i risultati. Se posso farle solo una domanda, Prego. tornando alla questione del maltempo invece, lei chiede lo stato di crisi, se ci può spiegare le modalità adesso di questo stato di crisi, perciò poi la protezione civile deve dare, il governo deve dare lo stato di emergenza, e Sì, questo è il passaggio? C'è una dichiarazione che immagino che sarà anche cumulativa da parte del governo, visto considerato che ci sono anche altre realtà, penso all'Emilia Romagna con l'esondazione del Panaro, o del Panaro si dice, Panaro, tu che sei dell'Emilia Romagna, del Panaro, ed altre località. C'è ancora in piedi la dichiarazione da parte del governo per la Sardegna, quindi immagino che per l'organizzazione dei lavori metteranno assieme più stati di crisi. E noi ovviamente presenteremo tutte le carte. Fatto questo, è fondamentale dire ai cittadini che il loro riferimento è il sindaco, cioè cercano di raccogliere in maniera informale all'inizio, poi in maniera sempre più puntuale ricevute di spese, preventivi, eccetera, i danni eventuali che hanno avuto, e dopodiché viene fatto un pacchetto delle richieste comune per comune e vengono messe tutte in fila, alle quali si sommano ovviamente quelle territoriali che seguiamo noi con i geni civili, che sono le frane, i ripristini, gli scavi, c'è un viadotto, c'è un ponte che è andato giù, insomma c'è un po' di roba da fare. Non per farle pesare ancora, ma lei non pensa che serva anche un commissario e magari lei prendersi questa responsabilità? Hanno tutte gestione commissariale, sono tutte a gestione commissariale. Tutte queste tragedie, io penso di aver 5, 6, 7 commissariamenti, quanti ne ho ormai? Boh. Nel senso che ogni volta che vedete l'apertura di una contabilità speciale, si chiama, c'è il commissario, quindi io ho fatto terremoto, ho fatto 2010, Vaia, ho la tromba d'aria della Riviera, poi cosa c'ho? C'ho altre robe, adesso no. Beh, ho un ruolo nel Covid anche qui sono soggetto attuatore. Novembre 2000. L'acqua grande. L'acqua grande. Quindi l'acqua alta tranne Venezia, perché ho chiesto io che il sindaco fosse incaricato, fosse commissario per Venezia, che poi è stato proprio, come si può dire, una novità giuridica, perché non esiste il commissario se non il presidente della regione. Per cui probabilmente sì, se riusciremo ad arrivare al traguardo delle risorse, quindi di aprire una contabilità speciale, allora c'è la gestione commissariale, ci sarà la gestione commissariale. Ecco, tema risorse, come pensa? Mezzo miliardo di euro di danni ce li abbiamo. Peraltro abbiamo in piedi ancora il fortunale estivo, ve lo ricordate, no? Che ha colpito tutte quelle realtà che siamo andati anche a visitare. Anche quello spero rientri, venga recuperato, perché anche quella è una partita importante. Danza. Presidente, scusi, lei ha detto che i dati sono due da valutare per quanto riguarda i positivi al coronavirus. Uno è il rapporto tamponi, cioè il numero di positivi tamponi, e quello ce l'abbiamo. L'altro è positivi sul numero degli abitanti, e noi quello non ce l'abbiamo, perché non sappiamo sui 2 milioni e quasi 3 milioni di tamponi molecolari, 1 milione e passa, insomma 4 milioni e rotti di tamponi totali, vengono fatti più di una volta alla stessa persona. Sì, C'è sì, un dato su qual è la percentuale di veneti che hanno avuto il controllo? Questo lo riusciamo a ricavare. Io intendevo quotidianamente la percentuale proprio secca dei tamponi su abitante che viene fatta, perché ci serve per capire cosa? Per capire anche allora, il dato vero che a noi serve la percentuale di positivi sul numero tamponi fatti. L'altro dato ci serve per capire cosa? Per capire la percentuale bassa di tamponi quotidiani sugli abitanti. Significa che una regione, se c'è una graduatoria di regione, c'è una regione che ne fa pochi, e ci sarà un motivo per cui ne fa pochi, no? Scusi, se noi facciamo i controlli, il tampone, più o meno sempre alle stesse persone, nel senso che uno si positivizza, non si negativizza, glielo fai 2 volte, Sì. glielo fai 3, non sono 3 teste, è una testa. Sì, assolutamente sì. Quindi non abbiamo un dato da questo punto di Noi vista. riusciamo a ricavarlo questo, penso che si riesca a ricavare, perché noi abbiamo i tamponi di controllo divisi da quelli di prima uscita. Però il tema del tampone quotidiano su percentuale di abitanti, proprio un dato grezzo, ci dà un'idea anche della quantità di tamponi che escono da una struttura. Comunque guardate che è fondamentale, invece di vedere, come dicevo prima, la Cristina Giacomuzzo, i 3.500, i 2.500 di oggi,
la percentuale sui tamponi fatti dei positivi, e quello è il dato vero, perché non ci dice niente il dato, cioè noi non possiamo essere penalizzati perché siamo virtuosi, abbiamo semplicemente pescato di più perché abbiamo la rete più grande. Bonnet. No, scusa, Forse Alda, c'era avevi Alda ancora una ancora. cosa? No. Sì, no, alla fine volevo capire questo, al di là di questi dati che magari possono appassionare gli statistici, ma l'impatto sulle terapie intensive e sui ricoveri rispetto alle altre regioni com'è? Perché abbiamo capito che l'RT del Veneto è più alto, però lei ci dice è più alto perché facciamo più tamponi e quindi i numeri assoluti, gioco forza. Ma noi siamo ancora tra quelli bassi con le terapie intensive, perché mi sembra che siamo entrati in valutazione con 30,8%, e considera che la soglia era 30 nella valutazione, e di sicuro abbiamo molte regioni che sono al di sopra della nostra. Sull'area non critica dovremmo essere a 43 e la soglia è 40. Cioè, nel senso che sulle terapie, sul tasso di occupazione di terapie intensive noi siamo entrati in valutazione venerdì con 30,8%, 30,8%, e la soglia era 30. Sul tasso invece di ospedalizzazione è 40 e noi siamo a 43. Quindi non abbiamo numeri sballati, se no saremmo finiti in altre aree. Esatto, allora infatti questa era la domanda successiva, quindi alla luce di questi dati combinati, RT, pressione eccetera, lei continua ad escludere l'ipotesi di fare ordinanze ulteriormente restrittive, giallo plus, come l'abbiamo ormai... No, questo non lo escludo, nel senso che noi stiamo pensando al tema degli assembramenti, questa è l'unica preoccupazione che abbiamo, perché l'assembramento va a braccetto poi con l'infezione e una micro percentuale che si trasforma in ricovero, perché abbiamo ancora la stragrande maggioranza dei contagiati che fa cura domiciliare, che non arriva all'ospedale. Ma nulla di sconvolgente, è più di moral suasion, cioè di quello che conosciamo già, insomma, cioè non c'è nulla di, come si può dire, comportamento antisindacale, cioè una roba che può servirsi per riuscire a accompagnare questo periodo natalizio che non è poco difficoltoso. Cioè, anche ieri anche i vostri giornali hanno pubblicato sulle pagine online degli assembramenti, insomma, che... Alda? Presidente, lei intende portare, o magari l'ha già portato all'esame della conferenza delle regioni, il tema dei controlli? Perché noi attualmente abbiamo la Polizia di Stato, mi pare anche la Finanza, che esegue i controlli, se trova un positivo che non ha rispettato l'isolamento fiduciario, questo viene segnalato immediatamente. Ma molti controlli vengono fatti dalla Polizia Municipale, che dicono non essere collegata al centralone del Ministero dell'Interno. No, guarda, non lo so, però posso dirti, stasera alle 18 abbiamo incontro del governo, videoconferenza, per questo devo scappare perché prima abbiamo altre 2 videoconferenze, per cui non escludo di parlarne, ben venga. Cioè, nel senso che è un tema, quello dei controlli, comunque un tema che si tocca spesso durante le videoconferenze. Però nello specifico la polizia locale che non ha l'accesso ai dati è un dato concreto. Questo non lo sapevo, ad esempio. Scusi Presidente, sulla videoconferenza che avete porrete perciò ancora l'accento, sarà con Boccia e Speranza immagino? Sì, si parlerà di vaccini. Si parlerà di vaccini, sì. E la questione... C'è anche Speranza, mi ha detto stamattina, sì. E la questione che lei ha sottolineato negli giorni scorsi, perciò quella del passaggio tra comuni, viene ribadito dalle regioni? Io lo ribadisco tutti i giorni, anche se qualcuno pensa che sia un comportamento irresponsabile. A me sembra che sia sperequativo rispetto a quello che è l'obiettivo sanitario, no? Se l'obiettivo è quello di evitare ammassamenti, pranzi e veglioni quei giorni, si sappia che nelle grandi metropoli, con diciamo, che sono all'interno di steccati da 3 milioni di abitanti, 1,5 milioni, 2 milioni, non ci sarà nessun problema, la vita non cambierà. Quindi vuol dire che, tanto è vero che il CTS nazionale ha condiviso questa mia riflessione.
Dai volti vedo che le Vi domande lascio l'assessore sanitarie Bottacin. sono finite, passiamo al maltempo Grazie, di nuovo con buon lavoro. l'assessore Bottacin. Chi si prenota per Bottacin, se l'assessore si mette al centro, ci fa una cortesia, grazie. Allora, Marchiori è il primo dito che si alza, poi vediamo. Sì, buongiorno Assessore. Scusi, Tosato. una sola domanda per quanto riguarda le opere. Volevo capire a che punto siamo col bacino di laminazione per il Piave a Crocetta. Che bella domanda. Allora, noi abbiamo avuto il finanziamento del progetto, cioè della fase progettuale, dal governo Gentiloni a fine mandato. Prima era stato approvato quell'intervento con altri 3 formali provvedimenti legislativi o del governo, quindi dei 2 governi precedenti, il governo Renzi e il governo Monti, quindi per lo Stato andava fatto. Siccome noi eseguiamo le opere secondo quella che è una pianificazione che ci viene suggerita e indicata dall'autorità di bacino, che è il braccio operativo del Ministero, e l'autorità di bacino ha fatto approvare appunto il cosiddetto piano stralcio del Piave dal governo in 2 fasi, e poi dopo il governo lo ha riconfermato finanziando la progettazione dell'opera, noi stavamo per partire con la progettazione dell'opera. Sottolineo che il piano stralcio prevede, prima dell'approvazione, anche l'ascolto degli stakeholders, ok? Quindi viene condiviso, viene concertato e poi viene approvato. Tra gli interventi previsti da quel piano stralcio c'è questa opera, che è un bacino di laminazione sul Piave, e che non è l'unica opera che è prevista, perché ci sono altri interventi a valle e anche a monte. Noi fino adesso abbiamo investito negli ultimi 5 anni 108 milioni di euro sul bacino del Piave. Però sono necessari anche questi interventi. Perché sono necessari? Perché il Piave, l'abbiamo visto con Vai, è arrivato a 2600 metri cubi al secondo di portata, e avete visto che se avesse piovuto mezz'ora ancora sarebbe esondato in maniera, cioè, non c'era alternativa. E proprio per questo vengono fatti i bacini di laminazione, perché quando il corso d'acqua arriva al limite abbia la possibilità di allagare un'area a questo destinata in maniera controllata, invasando l'acqua là, e poi quando il livello del fiume si abbassa viene svuotata questo bacino di laminazione. Nel Piave è previsto questo bacino di laminazione, ripeto, dall'autorità di bacino, quindi dal Ministero dell'Ambiente, e noi abbiamo avuto il finanziamento e abbiamo contattato l'amministrazione comunale per procedere insieme alla progettazione dell'opera, cosa che normalmente facciamo, coinvolgiamo l'amministrazione locale per eventuali opere compensative, per farlo insieme. E purtroppo dopo ci sono state, come dire, più di qualche voce che ha detto no, non siamo d'accordo. Io feci 2 riunioni anzi furono convocate una dal prefetto di Treviso e una dal prefetto di Venezia, a cui parteciparono i sindaci rivieraschi, i vigili del fuoco, la regione e l'autorità di bacino, ovviamente. E in quella fase, a parte qualcuno, tutti erano favorevoli. Dopodiché mi scrisse il ministro Costa dicendomi che si sarebbe potuto utilizzare per concertare, per condividere di più l'opera, lo strumento del contratto di fiume, e che le sue strutture, cioè l'autorità di bacino, era a disposizione per gestire questa procedura. Al che noi ci siamo fermati. Io ho scritto al ministro, va bene, vi ringrazio, sto interloquendo con l'autorità di bacino che sta predisponendo questa programmazione di attuazione del contratto di fiume. Io ho scritto al ministro, io sono d'accordo, però a 2 condizioni. La prima, che i soldi, il finanziamento della progettazione dell'opera non spariscano. E secondo, che nessuna responsabilità possa essere attribuita alla regione qualora accada qualcosa, né dal punto di vista penale e dei danni,
né dal punto di vista di danni erariali per finanziamenti perduti. L'ho scritto. No, lui ha detto: io sono disponibile con le mie strutture, prevedo che per sentire tutti e concertare con tutti ti suggerisco di utilizzare il contratto di fiume. Io ho detto va bene, purché sia chiaro che le responsabilità, qualora succeda qualcosa, non siano in capo al sottoscritto e alla regione. Ok. Se esonda, Esattamente, sì. Lei l'ha scritto e hanno risposto? No, sta andando avanti, no, non mi ha risposto, sta andando avanti il contratto di fiume, l'autorità di bacino ci ha sottoposto una tempistica e sta portando avanti questa. Ecco, che tempistica? Adesso non ricordo, ma fra concertazioni, messe a punto, concordare, eccetera, ci vogliono non mesi, ma di più, insomma, quindi anni. Almeno 1 anno e mezzo. Faccio presente che abbiamo i soldi per progettare pronti. 1,6 milioni. Questi soldi fanno parte, fanno parte dei 100 milioni che mise Galletti, fondi per la progettazione delle opere, perché le regioni dissero sì, noi non possiamo fare un'opera, fare la progettazione di un'opera, cioè finanziare la progettazione di un'opera se non abbiamo la certezza che poi dopo ci siano i fondi per realizzarla. Però ci sono delle opere talmente grandi, cito l'idrovia una per tutti, per cui 10 milioni non bastano per fare la progettazione, dove noi non possiamo mettere 10 milioni perché forse un domani, chissà quando, avremo i finanziamenti dell'opera. E quindi mise questi 100 milioni per le regioni, l'80% era destinato al sud, il 20% al centro-nord, erano fondi sociali di coesione, e questa è la procedura, quindi a noi sono arrivati 1,6 milioni. Con quel 1,6 milioni noi abbiamo, è previsto dal piano stralcio dell'autorità di bacino, quindi dello stesso ministero, che ci sia da fare quest'opera, e noi avevamo verificato se potevamo utilizzare i fondi per la progettazione dell'idrovia, ma siccome ci volevano 10 milioni, ce ne sono andati 1,6, nella graduatoria delle opere previste dal piano approvato dall'autorità di bacino, quindi dal ministero, c'era questo intervento. E quindi i soldi sono stati messi là. L'ho sottolineato perché spesso viene fuori che quei soldi le regioni non li utilizzano, ok? È uscito un articolo, mi pare su Sole 24 Ore, anche non molto tempo fa. Allora lo puntualizzo, che noi i soldi li abbiamo là, eravamo pronti a partire, ma poi dopo ci siamo fermati per questo motivo. Grazie Assessore. Posso? C'era Tosato, poi Danzan. Vado in ordine. La mia è una domanda brevissima. A colpo d'occhio, il Presidente ha ipotizzato danni per 500 milioni. Se 500 milioni è il totale, il bellunese quanto potrebbe avere sofferto in termini di danni, proprio a colpo d'occhio rispetto alla situazione che lei ha? Non lo so, perché non abbiamo ancora la contezza dei danni, per un motivo molto semplice. Prima dicevo, dal punto di vista delle precipitazioni, diciamo la fase acuta dell'evento si è conclusa. Adesso stanno transitando le piene dei fiumi nei tratti di valle e se non ci sono rotture arginali dovrebbero transitare senza grossi problemi. Però dal punto di vista del rischio valanghe e dal punto di vista del rischio geologico, cioè le frane, avendo avuto precipitazioni rilevantissime, addirittura superiori a quelle del 66 e del 2010, ci aspettiamo che possa esserci ancora qualche altra frana, tant'è che alcune sono particolarmente monitorate, per cui in questo momento io non me la sento di fare una conta dei danni che sarebbe del tutto parziale. Vanzan. Solo una specificazione, il 1,6 miliardi disponibili, no, 1,6 restano sempre sufficienti o nel frattempo rischiano di essere insufficienti per la realizzazione dell'opera? No, non è la realizzazione, è la progettazione. L'opera costa 30-40 milioni. Quindi è solo per il progetto? Assolutamente sì. E poi per farla? Poi per farla noi abbiamo chiesto nel Recovery Fund, tu vedi che c'è anche il bacino di laminazione. Come tutta una serie di altri interventi, l'idrovia. Tenete presente che su quel fondo là è previsto che più di un terzo siano vincolati all'ambiente, quindi abbiamo chiesto parecchi finanziamenti per opere. C'è il famoso piano del PAOS
abbiamo chiesto di attingere anche da là per realizzarlo nel tempo più breve possibile. Ovviamente abbiamo chiesto sulle opere dove abbiamo già della documentazione, siccome lì il limite è quello di dopo farle entro il 2026, da un lato c'è il problema, come diceva il Presidente, che le tempistiche, le progettazioni e i ricorsi eccetera eccetera diventano lunghi, però dall'altra stiamo interloquendo in conferenza delle regioni con il sottosegretario Morassut al Ministero dell'Ambiente, che sta definendo una legge sugli appalti relativi alle opere di difesa del suolo con procedura, non dico semplificata, ma insomma quantomeno attuabile in tempi non in ere glaciali. Quindi, e poi chiudo, per quanto riguarda la tempistica, 1 anno e mezzo per arrivare al contratto di fiume, poi la progettazione, poi se ci sono i soldi la realizzazione dell'opera, quindi ne parliamo fra quanto? Fra parecchi anni. Purtroppo questo è il tema. Tenete presente che io su questo tema ho coinvolto i sindaci rivieraschi, che sono praticamente quasi tutti, a parte 1 o 2, assolutamente favorevoli all'opera, a prescindere dai colori politici, e quindi questa interlocuzione ministeriale mi ha lasciato un po' perplesso. Io capisco i comitati, capisco il mondo ambientalista, capisco tutto, però la direttiva alluvioni dice che prima di tutto viene la sicurezza umana, quindi siccome è dal 66, quando fu istituita la commissione De Marchi, che 4 docenti di 3 università diverse in epoche diverse dicono gli stessi numeri sul Piave, e cioè che il Piave può raggiungere 4.800 metri cubi al secondo potenzialmente, e siccome Convaia ne ha fatti 2.600, se ne raggiunge 4.800 vuol dire avere un altro Piave che esce e tracima dagli argini, quindi sarebbe una devastazione totale. La soluzione individuata dalla Commissione De Marchi e da queste 3 università in epoche diverse con 4 docenti diversi dice sempre la stessa cosa, che bisogna fare i bacini di laminazione. Io non sono un esperto di idraulica, ci affidiamo agli esperti che in 50 anni hanno dato questa soluzione. Ai comitati ho sempre detto, io capisco le vostre perplessità, però chi ha delle responsabilità è tenuto ad assumerle e a portare avanti quello che serve a garantire la sicurezza dei cittadini e comunque mitigare il rischio. E vi ascolto tutti, però datemi una soluzione alternativa. Ma la soluzione alternativa non può essere buttata lì senza avere una dimostrazione scientifica, numeri alla mano di dove metti la quantità d'acqua in più. Cioè, a volte leggo sui giornali, ma basta fare le opere di laminazione a monte, basta sistemare un intervento sul lago del Centro Cadore. A volte no, sento dire basta rifare gli scarichi di fondo del lago del Centro Cadore e risolviamo il problema. No, perché l'intervento sul lago del Centro Cadore ha 2 problematiche principali, ma non voglio entrare troppo nel tecnico. La prima, che l'effetto sarebbe per alcuni chilometri, ma già da Belluno in giù non ci sarebbe. E secondo è che dopo quel corso d'acqua ci sono tanti affluenti, e nel 2018 l'affluente più aggressivo è stato il Cordevole, e il Cordevole sfocia nel Piave ben dopo Belluno. Quindi quell'acqua lì non si sarebbe potuta. Sta incasinando con i condizionali anch'io. No, deve essere la sedia. No, non si sarebbe potuto laminare la piena, ovviamente essendoci il bacino a monte, l'acqua che arriva più sotto. Però, ripeto, io capisco i comitati, li ascolto, cioè ne ascolto quotidianamente, capisco tutti quanti le perplessità. Io non ho fatto forzatura, ho semplicemente detto al ministro: guarda, capisco che tu abbia questa, come dire, necessità, questa tua preoccupazione, eccetera. A me basta che tu non mi porti via i soldi, perché ci abbiamo fatto fatica a farceli assegnare, e che prima o poi venga fatta un'opera. Se non è questo contratto di fiume dovrebbe portare a concludere e dire, che può anche accadere, per carità, sono un po' scettico, ma a me va bene tutto. Io non sono innamorato di questo bacino di laminazione. Se arriva uno e dice: questa è la dimostrazione scientifica
che anziché fare quell'opera ne fai un'altra e ha la stessa efficacia, per me va bene. Se poi è meno impattante, va pure meglio per me. Cioè non è che siamo innamorati di quell'opera rispetto che un'altra cosa, ma siccome in 50 anni ci hanno sempre detto che quella è l'opera da fare, quella più una, perché poi qualcuno dice ma non c'è solo quella da fare, bisogna intervenire a Ponte di Piave, anche a Ponte di Piave, perché per garantire i 4.800 metri cubi al secondo non basta il bacino di laminazione di Ciano, serve anche un intervento nella zona di Ponte di Piave dove il fiume cambia pendenza, e anche lì è previsto in seconda battuta un intervento. È previsto un intervento di miglioramento del deflusso delle acque in tutto il tratto terminale e lì stiamo già intervenendo, quindi sono tante azioni, però è previsto anche quel bacino di laminazione che dovrebbe riuscire a invasare 37-38 milioni di metri cubi d'acqua. Quindi voi capite la quantità di portata che riesce a trattenere. Bonnet. Volevo sapere, Assessore, se ci sono altre opere che voi avete in canna e che sono oggetto di ennesimi guai burocratici in giro per il Veneto, oltre a questo bacino di Crocetta. Ma opere, guai burocratici, bisogna capire cosa intendiamo con guai burocratici. Cioè, faccio un esempio. Viale Diaz è partito con più di un anno di ritardo perché c'è stato un legittimo ricorso di chi non ha vinto la gara d'appalto e quindi si è partiti con un anno di ritardo, altrimenti oggi l'opera sarebbe finita. Basta che tu arrivi con uno scavatore, affondi la Benna e trovi un reperto archeologico e rischi di bloccare l'opera per un certo tempo. Affondi la Benna e trovi un sito inquinato e devi procedere alla bonifica. Cioè ci sono 100.000 variabili. Proprio in virtù del fatto che ci sono tutte queste variabili, io non sono in grado di dirti su un'opera che dobbiamo ancora iniziare quali potrebbero esserci degli inghippi. Per il resto le altre opere vanno avanti. Se voi entrate nel sito della regione... Quello che chiedevo era se il cronoprogramma dal tuo osservatorio è tutto sommato rispettato, a parte questa eccezione. No, dicevo, Viale Diaz è partito con un anno di ritardo. In ritardo c'è anche l'intervento di Prada Igai, dove c'è stata quella cosa per cui dopo abbiamo proceduto con la denuncia alla Procura della Repubblica, la famosa busta che abbiamo trovato aperta, e quindi c'è stato un ritardo. Per il resto però abbiamo anche molte opere che sono state terminate in anticipo. Abbiamo utilizzato anche fondi VAIA per la difesa del suolo, dove abbiamo terminato le annualità 2019-2020 in anticipo rispetto al cronoprogramma e siamo, credo, stati l'unica regione che è riuscita a spenderli tutti nei tempi previsti. Dunque, sono 280 quest'anno più quasi 400 l'anno precedente, milioni di euro. Sì, quelli sono i fondi VAI, 260 milioni. Sì, sì. E il prossimo anno ne abbiamo altri 260 da cantierare. Ma per quello che dico, colpisce il fatto che questi più altri fondi che abbiamo investito, i bacini di laminazione eccetera, siamo ben oltre 1 miliardo di euro. E il cittadino rimane colpito, perché dice, caspita, ma allora qualcosa hanno fatto? Il problema è che queste opere non si vedono. Prada Igai abbiamo fatto, è in corso, è stato fatto il bando per l'assegnazione della progettazione, è in corso la progettazione definitiva esecutiva, a breve va in gara d'appalto anche l'opera, appena ci viene consegnata la progettazione esecutiva, e poi io penso, insomma, il prossimo anno, se non ci sono altri intoppi, si inizia l'opera. Marchiori, poi direi che non abbiamo altre richieste. Sì, giusto? Assessore, una domanda velocissima. Ecco, scusate, se volete avere aggiornamento è anche facile. Se entrate nel sito regione.veneto.it, lo dico anche ai cittadini, c'è una pagina che riguarda la difesa del suolo e lì trovate tutti i vari interventi, c'è anche la piantina del Veneto e vedete dove sono localizzati, con le tempistiche, lo stato di attuazione e anche gli importi, quanto costa ogni opera. Può essere utile per vedere a che punto siamo. Non è aggiornata quotidianamente, nel senso che può essere vecchia di un mese, ma insomma. E non ci sono ovviamente tutti i 1321 cantieri che abbiamo fatto solo nel 2020 perché sono le opere più grandi.
Assessore, una domanda velocissima. Gli ultimi 2 giorni sono stati anche uno stress test molto importante per il Mose che ha funzionato bene. Diciamo che questo era proprio il momento che ci si aspettava per vedere, viste le condizioni meteo avverse col vento e la previsione di acqua alta, per vedere se effettivamente potesse funzionare bene oppure no. No, non è un'opera fatta dalla regione, quindi Sì, lo non, so. leggo i giornali, cioè non ho seguito la gestione dell'opera. Leggo i giornali, vedo che funziona e rimane, ma questa è una questione, come dire, molto tecnica, i dubbi sui costi di gestione di quest'opera. Noi abbiamo dei bacini di laminazione che hanno funzionamento del tutto automatico, nel senso che quando l'argine arriva a un certo livello si riempiono assolutamente da soli, altri invece richiedono l'intervento umano e con delle paratoie che vengono aperte, c'è uno che preme il pulsante per capirsi, che sono un po' più complicati da gestire. Per quanto mi riguarda, più vengono utilizzati sistemi semplici e autonomi, più si ha la garanzia che siano efficaci. Dopodiché sul Mose, io non lo so, però penso che i costi di gestione e di manutenzione siano non rilevanti, ma rilevantissimi. Sì, lo sono. Grazie. Io una domanda per l'assessore Lanzarin, No, grazie assessore Assessore Bottacci. Bottacci, scusa, mi scusami. puoi ripetere un secondo solo, scusate. Prego. I millimetri 640 sono caduti oggi, nel 66 615? In Cansiglio dici? Sì, 615. Allora, i dati sono questi. Grazie. La precipitazione in assoluto maggiore che abbiamo avuto in Veneto è stata a Sofranco nel 2018 con Vaia 715 mm dall'inizio alla fine dell'evento. Al secondo posto si classifica in questa triste classifica l'evento di questi giorni, quindi 2020, con 624 mm, Valpore, che è una località del comune di Seren del Grappa. Se avete occasione andate a visitarla, perché non è poi così male. Al terzo posto il 1966, Cansiglio, 615 mm. Poi c'è stato l'evento del 2014, sempre, il 2010, sempre Valpore, 586 mm. Ho detto da inizio a fine evento, perché questi dati vanno anche considerati tenendo conto che gli eventi non hanno avuto tutti la stessa durata. Quindi ci possono essere eventi che durano 2 giorni, 3 giorni o 4 giorni. Voi capite che confrontare un dato di 4 giorni non è la stessa cosa ecco, qui ha piovuto per 2 giorni, ok? 2 giorni. Con Vaia ha piovuto per 3 giorni, quindi è diluito su più giorni. Quindi pur essendoci stata una precipitazione complessiva maggiore, però non è poi tanto distante da quello che è successo ieri e in questi giorni. E nel 2010 aveva piovuto, mi pare, anche lì per 3 giorni, se non ricordo male. Quindi è più diluita nel tempo. Grazie. Bene, grazie assessore Bottacci. La domanda all'assessore Lanzarin che se prende... Rispondo da di qua, Carlo, lo stesso. A rispondere da Sì. lì. Ma non sentono le televisioni però, quindi abbiamo questo problema. Bene, prego. Sì, assessore, buongiorno. C'è una nota della CGIL adesso molto critica, molto severa sulla situazione delle case di riposo. La definisce una situazione fuori controllo in cui in molte realtà non si riesce più a garantire il normale svolgimento dei turni di servizio. E dice che anche i tentativi di reclutamento di personale attraverso cooperative varie non hanno riscontro. Qual è lo stato delle cose ad oggi? Soprattutto sappiamo che c'è questo problema ormai cronico di assenza di personale. C'è qualche segnale positivo oppure... Ma allora noi è un problema che c'è già da un po' di tempo. È chiaro che se aumentano i positivi tra gli operatori aumenta la difficoltà
È anche vero che io vedo insomma che c'è comunque abbastanza un turnover, nel senso che è vero che ci sono positivi tra gli operatori, ma è vero che quelli insomma che si sono contagiati 20 giorni fa riescono a diventare negativi, a tornare. Insomma, noi abbiamo messo in campo tutte le azioni che siamo in grado di mettere in campo. Non da ultima quella appunto delle possibili convenzioni previa manifestazioni di interesse da parte delle aziende appunto di personale infermieristico. Abbiamo facilitato per quanto possibile domanda offerta con la cooperazione sociale, quindi abbiamo anche cercato di perseguire queste soluzioni. Abbiamo investito anche le 2 università su questa cosa per quanto riguarda appunto il personale infermieristico, nella fattispecie informazione. Oggi c'è un incontro, comunque insomma la parte tecnica sta organizzando un incontro sul mio mandato specifico con i sindacati proprio relativo al problema del personale. La settimana scorsa c'è stato un incontro con i sindacati, con tutte le sigle sindacali per quanto riguarda l'area sanità e sociale su tutte le partite aperte, quindi tutte le partite della sanità, però ne facciamo uno specifico, lo stanno organizzando appunto in queste ore per quanto riguarda le RSA. E vediamo insomma se riusciamo a trovare anche altre soluzioni o comunque altre questioni insomma che possono effettivamente essere di aiuto e di supporto. Abbiamo anche interpellato, e molte strutture stanno interpellando anche il volontariato quello formato tipo Croce Rossa insomma o associazioni di questo tipo. Bonet? Sì, solo una curiosità, ho letto in questi giorni, forse da qualche parte, che lei si è lamentata perché le aziende, le case farmaceutiche da cui voi avete acquistato le dosi vaccinali per l'influenza non vi stanno dando le dosi che avevate pattuito. Ho letto sbagliato? No, noi abbiamo detto, io ho fatto consegnare la settimana scorsa ed era scritto in quella tabella che abbiamo consegnato, che il famoso quinto che di solito viene dato in base a queste gare, che corrisponde quindi al famoso 20%, le case farmaceutiche hanno detto che non sono in grado di consegnarlo. Quante dosi parliamo? 87.000, 85.000 mi sembrava che era scritto sulla nota, adesso non ce l'ho, se la recuperiamo Carlo, la nota era scritto, gliela rimando. era specificato. Ecco, la domanda... E è una questione che abbiamo affrontato anche in Commissione Salute Nazionale, perché le case farmaceutiche non sono state in grado di consegnare questo famoso quinto possibile, ossia questo 20%, a nessuna regione. Ok, domanda, farete causa quindi a queste case farmaceutiche? Allora non abbiamo in questo momento insomma pensato a un'iniziativa di questo tipo, abbiamo solo investito la Commissione Salute Nazionale e anche la parte nazionale di cercare di capire se era possibile recuperare altri vaccini, però oltre alle dosi che quello che abbiamo già consegnato che è relativo allo spray per i bambini fino ai 18 anni, mi sembra che non ci siano oggi insomma altre possibili soluzioni. E Alda, sì. Solo un chiarimento, l'incontro con i sindacati sulle case di riposo, sull'RSA, è oggi o lo state organizzando oggi per i prossimi giorni? Ho dato mandato ieri, dire la verità, alla struttura appunto di istituire il tavolo, quindi penso che saranno i prossimi giorni, insomma oggi li sentivano per costituirlo. Signori, grazie.